Si tratta di investimenti che dobbiamo compiere in maniera oculata, per cui con estremo rispetto, con assoluta attenzione. La sensibilità in questo momento nei confronti delle donne è alta, lo sappiamo, i riflettori sono accesi, questo però non basta perché c'è un lavoro culturale che deve essere svolto non soltanto a livello imprenditoriale ma certamente prima di tutto sociale, culturale e familiare. Quindi è un momento in cui sì, c'è attenzione nei confronti del mondo femminile, nei confronti del valore aggiunto che le donne danno all'interno delle aziende grazie alla loro maggior sensibilità per il welfare, quindi per i rapporti aziendali, per la loro maggior attenzione alla sostenibilità, al verde, quindi tutti elementi, transizione verde, transizione ecologica, tutti elementi che sono molto valorizzati sia nella mission nazionale che nella mission europea, però ripeto, il passo deve essere compiuto a monte, ci vuole una grande rivoluzione culturale. Molto soprattutto nello stile di affrontare questi interventi, che è uno stile direi tutto femminile, quindi non un seminario, una lezione frontale, direi più che altro un momento di condivisione, di scambio di punti di vista che tra l'altro ci hanno trovate tutte molto in sintonia nonostante magari rappresentassimo la libera professione, il mondo dell'imprenditoria, i collaboratori aziendali, quindi gli stereotipi li stiamo abbattendo per fortuna perché noi donne sappiamo fare rete e sappiamo fare squadra qualunque sia il ruolo che rivestiamo.